Sì, noi pensiamo che bisogna cambiare filosofia sull'uso del territorio. In questi anni, dal 70 al 2012, abbiamo consumato quasi il 10% del territorio agricolo. In 40 anni abbiamo costruito per 180.000 ettari. Questo la dice lunga su come abbiamo e siamo intervenuti nella nostra regione. Noi pensiamo che sia giunto il momento di dare una riqualificazione urbana diversa, cominciare a pensare al recupero urbano agganciato anche il piano casa sicuramente in termini diversi, l'idea del recupero delle aree dismesse industriali, in primis Porto Marghera, e poi il grande tema legato alla riorganizzazione anche dei servizi, trasporto pubblico locale e dei servizi alla persona nella nostra regione. Infine, noi pensiamo che bisogna cominciare a pensare a un modello di sviluppo, di sostenibilità diverso da quello che abbiamo gestito in questi anni. Sono temi, insomma, almeno a livello ideale, condivisi anche nella Giunta. Come mai una proposta di legge di minoranza? La Giunta è da mesi che sta parlando di un piano che blocchi l'uso del suolo agricolo. Ne hanno parlato a più riprese in Giunta, non abbiamo visto nulla e quindi pensiamo come forza che si sta preparando, io spero, a governare il Veneto nei prossimi anni. Abbiamo presentato una nostra proposta che è in sintonia poi con la nostra idea, ecco, di Veneto e di quale sviluppo vogliamo per i prossimi anni. In assenza di un centrodestra che litiga, mi sembra utile che il PD, forza di governo, proponga questa proposta.